A me mi nantava Lucedda, seu nasciu in Signa e in su 64, plus o manco 60 anni fa, e faccio su de mestieri, faccio su dentista, non so quanto ci appiccichi, con su che più non mo, però. E in su corso dessa vita mia sono stato a cominciare sul 97 ho provato a vincere su cantatori, finché con un'attività pubblica. E poi mi interesso a questa lingua e a questa cultura nostra, della Sardegna e della Regina, ma insomma, come curiosità in generale, e poi invece approfondire un po' sul campo proprio della poesia orale, e stanno dessa poesia che si canta e che posso un proso si improvvisa pure. Dunque, la prima cosa che mi ricorda dessa poesia, dei cantatori, sono le feste che si fanno in stadi, devo per esempio il bivio di noi a suo costato della Piazza Egresia, a 50 metri, in questa piazza, poi, ad esempio, praticamente si stadi si motivata a Sumacu, una scanto di festa prumana, di sicuro la festa Santa Brava, aveva fatto Santo Cosimo pure, e poi questa festa sapremo di un po' tradizioni, è dedicata a questa poetica, e dunque dai poeti, cantatori, sì. Dunque io non mi ricordo quando è la prima volta che dopo bio, la prima volta che si andava a una festa, però di sicuro appunto in vice cantatori, o magari appunto in vice di uomo che ha bisogno di cessiri. Questa è una delle cose. Sa di due estica aia io mio, fu di uno cantatore, di uno dopo me intendo cantando, perché praticamente sono attento una storia della famiglia, una che malassottata, in suo senso che se cogliavo quando fu giovane, ma sa mulleri, sa mamma de mamma, è morta quando mamma tenia da un anno e mezzo, e io fu giovane, e da quando sa mulleri è sta mancata, io non cantavo bruso per le feste, dunque questa carriera poetica sua ha durato vago. Però ha piccato, come te che noi, ad accuta fai una scanto cantata se canta piccava una fama manna, insegna e in effetti. In particolare una delle cantate che ha fatto io mio, in su 27, posa festa di Santa Brava la mi vadidi, sì. Esattamente su 10 del mese di Aurora, su 27, con uno scanto dei cantatori promano su Denzando, su a Remono a Cicito Varci e Fisinulloni. Questa questione è dunque del suo ventennio fascista. E su via Donovic Occhetto de 23 anni. E gli ha piccato però un argomento che voi, forse chi non conosce bene questa gara poetica, non si dica che questo argomento che si pica su vini, da un oso, che si pica in gara campidanese, meta volta non è chiaro, quando si canta in questo modo non è fini serrao, e si muove da un argomento, da un paragone che in italiano si chiama una metafora. Questa gara piegata della figura di una prenda, dunque uno gioiello, una cosa preziosa che possedemos e che non accattiamo più. Io mi cominciano a rendere che vesti in sarti da di cantai, che vesti in sammenti mia sarti da di cantai con menti cantante in mano, no testa e mai sciolti, una cantata stupenda che vesti in sammenti mia canto e ma voglio incontrare una prenda di Annus Ismaria, e stanno cantando ma poi tornare a cattare una prenda che non ha gatto bruso di uno bello paghi Annus. Questa cantata è andata innanzi in forma serrata, con i altri cantatori che ci canta, adesso discutendo questo argomento di comprendi i tavesi, però a un certo punto, quando comincia a superare questa metà, vari in suo pubblico cominciano a musulare, a pensare che non fosse un argomento che tenia un senso politico critico contro il suo regime fascista.
Beh, ascoltando questa cantata in suo pubblico, dove vudi, questo che intanto su via da suo segretario del suo partito fascista, che finse amministratore del sabite come ti avessi su sindaco. E questo ha cominciato a ascoltare il mutetto, poi a un certo punto io facendo un mutetto una rendita, cercando a pagare il brumo, ma questa via d'oro garantito, come appena dopo cercavo questa prenda, ma questa via di oro, ma ha pagato il brumo, e il brumo è no? Una metafora nuova che si scoppetta adesso che per questa forza militare. E poi narra ancora andando da innanzi, oi ammiro su vetto sul deserto di chi ne ha gustato ha fatto onori, vince un paghetto come te che ne do, non tengo per coro, mi tento sguidare, ma su vetto sul deserto vuol dire se vince che i militari potete prendere le medaglie in scrittura, se invece se chi ne da difendere di Aderus non ti porta mancuna, noi stiamo premiati. Insomma, a un certo punto su segretario del partito fascista è stampiato, è andato a parlare di suo palco e si rivolge al suo cantatore più anziano, a quell'epoca aveva dei Fisinolloni. Questo cantatore che ha attento per fama, sono 900 in Sardegna, Fisinolloni. Ed hanno detto, maestulloni, di nata maestro, ma è adesso questo vino che è piegato da questa prenda? E l'oni da rispondi non riuscivo, l'oni è stata accusato di stupro di antifascismo 3 volte, l'oni. Ma iniziando su di annao, no, non lo comprendo, un argomento serrato non riuscivo, adesso non so cercando di avere su vini, ma è ancora serrato, non li posso rispondere perché non riuscivo manche io, manco usato. Insomma, uno va che due aici, detto Roma del suo pubblico, fa un altro giro, intende un altro di questo mutetto, intende sa gente chi si, chi da discuti. A un certo punto cominciare a fumius, torna da costare a suo palco e a questo punto andata anche a io mio che fu di super giovane, però fu su fondatori, stanno adesso che ha posto questo argomento metaforico come centro della cantata e dunque adesso di sicuro sia da avuto questo riferimento. È andata anche io di Nara Piccioccheddu, ma ti adesso questa prenda che ha posto come è fondata di questo argomento. E io mi sono girato da me, ascolti vosteti, chi non gli dice questa prenda, accidenta sul palco e canta con noi. E a questo punto, il segretario del partito fascista ha ordinato di serrare questa cantata, e questa cantata praticamente si è acabata a metà. Questa cantata è stata trascritta, questo è un suo liburetto, è stata trascritta, e in ultima pagina dove punti questo sfueto. La gara poetica nel presente testo non è completa in quanto prima di terminarla regolarmente è stata interrotta da un personaggio politico, allora podestà e segretario comunale di Sinne, che voleva attribuire all'argomento qualche fine politico, lascia al lettore il diritto di commento. E insomma, questo è come su chi è succede. Se fu da un meda del suo fatto che cioè, gara poetica fu stata finse proibita del suo governo fascismo, del suo 33, pur se noi non abbiamo ancora proibita, però del suo 33 al suo 30 noi quando l'Italia è entrata in la seconda guerra mondiale, fu stata proibita, è vero dunque che non si stimanta a pari. Però i cantatori non hanno mai dentro un orientamento politico aici chiaro. Uno fatto che assimila di questo fu successo a in sesto, in su 30, anche a Pasqualino Lodi che stiano spiegando un argomento di un gruppo, mandavo 4 corumba in su continente, ma prima che a noi ci mandavo su gruppo. E su gruppo, insomma, fiastetti proprio una piccatura in giro in pure de Mussolini. Ma in Guni pure viene stata a caserma e poi questo argomento fu serrato, dunque non abbiamo cagato nessuna prova. Poi cantata in maniera metaforica, però questa è sotto essa cantata anche c'è stato un contesto proclaro tra i poeti e il governo fascista. Dunque, questo un altro dei ricordi che tengo deu è di Aiaio mio. Deo scia che su via cantatore non cantavo, non fia buono a cantare quando io fu in vita, poi è molto quando Deo ne abiti, che ancora una cosa un po' di 20 anni, se noi ancora cominciavo a cantare. Io, dopo di essere fatto, ma per varie ragioni non l'ho provato.
Però deo con isso non questionato di questa questione, del fatto che si cantessi, di che ne cantessi cantatori, ed è detta regola di questo mondo. E dunque questa è un'altra castiata sul mondo della poesia che ha dentro. Sa de tresi che posso dire è invece in calancuna di scena che si canta un po' vesta. Deo ma regola pone in questo tempo c'è una saici con gente in meda e alligras e anche si brullare, si arria da organizzare varie volte i politici in periodo elettorale. E io mi ricordo da in questa scena, sta campata questa scena, si costumava a fare versadetta poi spazio, con cantatori che non fiante si bianti in palco, dilettanti si usano, però che si spaziano cantelli, e però con questa finta gara anche sa partecipazione, cioè sa distanza tra cantatori e chi ascoltava di più spago meno. Si cristiana delle cose che vianta questo argomento di discussione vince che vianta genendi, dunque se dei politici, se su vianta vato, con picadura in giro, verso brullanus, no, ma ricorda che vianta spaziosa a me, una dei gusti, ma devo piacere in scuola elementari, ma ci parlava in conca. E mi ricordo che uno che via cantando via da Cefisio Cocco, che fu di Finze uno è stato assessore comunale in Signa, di ora, e caranconato. Mi ricordo che mi via pragia troppo, mi ha fatto umore e sorriso, ed io su un crasi, a pipiedo, mi via posto un co' che provai a fare un verso che ha rinasciato Rai Rima, c'è posto tutto su media a fare questo verso. E a s'accabata però, fia renescio a imbrocciare questa due rima, mi da la sai in memoria. Poi quando uno comincia a improvvisare, la prima cosa è che tu pensi un verso e ti vuoi l'altro, poi torni all'altro e ti vuoi su primo, cioè, appena che hai tutto parisi, in conca, cosa che appena non è facile. E dunque, questo è un altro dei ricordi che tengo di questa poesia. S'altro, poi aggiungo un altro su De Quattro, è invece sul momento che mi ha fatto pensare di poter improvvisare Deo. Forse se non è stato proprio in un momento vero, poi mi capitava a un certo punto di mi accostare proprio con curiosità ai cantatori, con attenzione, e andai a Prazza e siccome che Deo scia una cantare si deve seguire adesso primo non si può andare a metà, si deve andare quando comincia, dopo comprendere quali argomenti si piegano e commenti si discuti e commenti si sviluppa questo argomento. E mi capitava una scantozza, si andava a Prazza Iglesia, devo provare a ascoltare e iniziando mi cominciavo a su un tetto lungo poi su un tetto lungo non è facile a comprendere i commenti si tornano in rima. E iniziando a cominciare a comprendere, e mi diventa spantato sul sistema metrico del suo tetto lungo di adesso è spettacolare, è una cosa che tiene una complessità di una vinesa che non si accatta in poesia normale. E iniziando in Gunisi cominciavo a tenere un'attenzione differente, a mi interessare di adesso, a cominciare a leggere anche una cantata, in un altro modo, a cominciare a comprendere in questo liburetto documenti si tornanta, sterrina e crovettanza, che arriva sul senso, sa distanza vince logica, a entro di queste due parti. E poi mi è capitato, se andavo apposta a vedere una gara dei cantatori, anche a vari cantatori in concorso, con una giuria, un premio, e iniziando a provare mi pone di pure a improvvisare il verso è molto più lungo. A principio fa un traballo umano, a principio ci voleva, insomma, poi hanno molto un tempo non riuscì a similare per usare sora che non è minuto, poi a bello mi è capitato di questionare con un amico su chi tenia, che viene cantatori, con Antonello Ru, che ancora che muore cantando con me, a seguire a cantare. E iniziando si organizzato, si hanno organizzato subito una cantata, Bobbidi, commenti via in grado di cantare. Poi quando dopo pensavo che io a Augusto, ma questo non, ma tu buono sei da cantare, dopo no, ma però dopo pensavo, però è sta Icci, e iniziando, ma prova a vedere.
E intanto si comincia una scanto verso, poi con sul muttetto, poi cantante intendo che ci via uno picciochetto, deve ne agire 30 anni, però, ma 28, 29. Uno picciochetto che via cominciando a cantare, si punta accostato su cantatori in mano di adesso, tipo Enea Danese, tipo Salvatore Magia, ci vede Lai, ma vi c'è altro su, Angiolino Cappai, Antonino Magia, Piero Lussu, a Sora quando ha cominciato a cantatori in mano su che tenevano una carriera di 30-40 anni, su diventa uno bello pago, mi sta andata bene da questo punto di vista. E c'è che poi cominciavo a cantare Deo, poi ci ha passato uno scantano, ma non me, insomma, mi domandavo prima di cantare in Santa in Santa Vittoria, ma mi ha risposto che non mi intendia ancora, poi invece insisto per Santa Barbara, e io come ho cominciato la prima gara, dopo ho fatto questa Santa Barbara, con Adeo suo padrino in poesia, Salvatore Magia, che era suo cantatore romano designa, poi dove via da suo costato mio Antonello Rughi, uno che mi ha aiutato a cominciare, e poi un benvenuto del Monte, sono un cantatore che tiene più di 90 anni, si è cantato ancora, brillante, una bella voce, e questo è stato, aveva una bella Piazza Egresia prena gente, forse come si vede paguota, è stata una delle emozioni più umane che mi ricorda dessa vita mia, insomma, uno di questi momenti difficili da scaresci. Dunque, sul senso dessa poesia improvvisata, beh, adesso come te primo castiata, sa primo a regione che posso porre in pizza a mesa è una forma di arte, è difficile da spiegare in senso di sarti, che anche una sarti non serve a nulla in sa vita, non serve a nulla fuori da vai comprendere che è il sapore della sua vita. Una va che sa poesia è una di queste arti, impari con sa pittura, sa scultura, su cinema, sa musica. È difficile non è esattamente il taserbi di sa musica. Di sicuro è una forma di comunicazione, è una forma di comunicazione che è andata in questo complessa, poi questa poesia tiene in sé fueddos, che è nata vince una parte della sua comunicazione è questa dei fueddos, però questa poesia dei cantatori si tiene in pari vince sa musica, che è un'altra parte di su che conta, e tiene di sé invece altre cose che vanno a mettere dritto tra sa musica e i fueddos. Poi figura dei suoni che puntano i fueddos, il rima, che sì, fa parte dei fueddos, ma in su vuedai naturali non due punti. Sul ritmo che si pone nei fueddos, che si serve la metrica in poesia, che è una maniera di vai marciare i fueddos a suono di musica, e li fai cappia in tutto di un canto. Però la verità è che a parte queste cose, i fueddos che capita in tutto del suo canto, e che si produce in con la poesia, teniti un'altra profondità in sa comunicazione. I propri fuedos che uno deve suonare a questionando, deve suonare da cantando in poesia, trasmettenti un messaggio che non è suo proprio. I fuedos in su vuedai questionau funziona meglio quando si deve spiegare concetti tridimensionali, no? Complessi, astratti, scientifici, e insomma si andrà bene. Ma quando si deve trasmettere emozioni, sì? Ma finché al ragionamento su che tiene una forma stilizzata, no? Esteticamente costruita in maniera più che ha un'attenzione all'eleganza, no, che a suo senso razionale. In senso questa poesia è meda più efficace della lingua questionata. A pizzo di questa poesia, si taglia in senso culturale e nasce con questa poesia, no?
s'Italia politica nasce sul 1861, ma s'Italia culturale e letteraria nasce sul 1300 con Dante Alighieri, che è un nuovo poeta. Ma, come te che l'importanza della poesia è difficile da spiegare, da definire con confini netti, però io credo che ognuno di noi tenga un'idea dei senso tenere la poesia. La cosa che posso aggiungere è che questa poesia che noi pensiamo istintivamente è questa scritta e letteraria, ma questa poesia in sa forma più sensibile, più bia della poesia non è questa scritta, è questa cantata. Io sono sicurissimo che questa poesia nasce e abbive con suo canto e con i sfueggi pensati o in parte improvvisati o imparati a memoria, posso un 95% su questa storia dei uomini. E poi basta da pensare che questa poesia è stata in tutti i popoli del mondo. Non c'è un popolo che non ottenga una poesia. Okay? E la cultura è uomini come tu conoscevi usoi, stanno uomini che buono a naivoedo, che stiano a lingua e chi canta e chi tiene questa poesia. Questa canta tiene questa storia dei uomini, sono manco di 100.000 anni, un po' vago. Ma questa scrittura nasce 3.000 anni fa, 2.500 anni fa. Noi, in Grecia antica, con Platone si è passato dei storici che imparano questa storia cantendida. No, i poeti, sto attento poi, vince un contrasto con i poeti. Ma proprio in epoca di Platone, in Grecia antica, si è passato di imparare le cose cantendide e imparare diverse a memoria, a studiare, a leggere libri. Ma prima non si è cattata. Quando Omero ha composto Siliade e Odissea e tutto questo ciclo di poemi, la scrittura in Grecia non esisteva. Chi non fosse può scrivere anche un codice, ma scrivere questa poesia non esisteva. Dunque si è tramandato tutto, 70.000 versi che tenevo su noi, ma all'epoca avviante di Brumeda. I poeti sono usati imparati a memoria e tramandati da una generazione all'altra, poi tenete conto che sono questioni di una guerra che acontece in su 1200 innanzi di Cristo, e è stata scritta per la prima volta nel secolo VI, quindi sono questioni di 6 secoli e ogni secolo c'è 4 generazioni, sempre confonti 25 generazioni di poeti che tutti hanno imparato tutti i versi a memoria, questo decina di mila di versi, e hanno trasmessi di una generazione a s'altra. Questo vuol dire quanto via importante che sia la consistenza della poesia in questa storia dei uomini, 100.000 anni, o quando gli ultimi 2.500 anni, per 97.500 anni, anche questa poesia non è stata scritta. Però 2.500 anni hanno imparato a scrivere greco, forse si parla in cinese, poi parla in latino, ma in Sardegna, che si è atteso un meta, a metà del 1800, più del 90% della popolazione non sa leggere e scrivere. Dunque, questa poesia, poi il sardo, la poesia dei cantatori, fia tutta questa poesia. Dunque, questa è la prima cosa che posso dire. La seconda cosa che posso dire è che questi capo un pochino attento all'esperienza del Dabivi. La poesia letteraria forse c'è più tempo da rendere perfetta, può studiare, uno può sostituire, vince 10 mesi, vince anni, però la poesia cantata ha un impatto emotivo che è mega più potente di questa poesia scritta. Cioè, quindi, quando c'è una bella gara e uno da bividi di asutta e vedi su quest'opera poetica, perché poi delle migliaia di versi, perché una gara poetica dura 3 ore, una gara poetica di scrivere nasce di un'opera poetica che tiene un mare di versi e quindi è stata da vivere sul momento proprio di anche nascendi. E quando funziona, quando c'è questo agonismo tra poeti, dunque questa guerra di voedo, anche ognuno
circa de prevali a piccio su dess'altro, essa eleganza dessa poesia, aggiunta ai gusta de su canto e poi dell'ironia e de sfiguras e de metafora, beh, quando funziona questo è uno spettacolo davvero che ti pigara e ti coinvolgi e ti attundiano, ti indipesano di adero su come forse nessuna forma di questa poesia scritta, ma anche di più perfetta non riesce a fare. Dunque, come ti chiami, è una delle emozioni che si può vivere in sa vita e chi non da vive in preno ha perduto anche una cosa che vale la pena di questo sapore. Su che è succedendo in questi anni per questa poesia è nato su pericolo di non riuscire a tenere un luogo per vivere in mezzo a tutte queste forme di comunicazione e finché di arte che buona sorte di neus disponibili in noi. Nareus che mi pone pensamento certo per varie regioni, sapremo come ti chiami, sta capiata un vaghetto a suo sistema di trasmissione che è attento storicamente quest'arte, che sta capiata sempre era su contatto diretto di una persona satira e poi a ritmo che non funti più in nostro e dunque nareus in questo mondo traballa un vaghetto così guadagnare sul luogo su. Finché che dopo non tutto su progresso è andato contro, massivamente su questi obiettivi è che pone i social e come ti chiamano invece si ha un aiuto e un pacchetto di vita a questa forma di arte. Perché c'è medas logos nareus in su web anche i cantatori questionano di argomenti che disinteressa, fanno invece garas online, donano scrivere verso suso, oppure pubblicano garas storiche, a registrazioni di cantate fatte in su 30, in su 40, o finché fatte a gira passare. Dunque è stato un aiuto buono. Però sul fatto che la televisione è stato un problema. Nel senso che in televisione è difficile, il tempo su questa poesia non si adatta a questa televisione. Io tento vince ponai Sardegna canta o strutture di questo tipo che hanno un aiuto umano a su folklore e a sa musica, ma a sa poesia no. Questa sa musica in tempo su 4 minuti, su 5, 3, 2 capiti. Sarza poesia, un mutetto lungo dura più di 5 minuti, un mutetto 20, dunque fai entrare una gara poetica in una televisione, non è impossibile, ma è una cosa che pone una serie di questioni che non sono facili a settiare. Dunque, questo è una delle cose. L'altro argomento che pone più pensamento però oppone finché limiti in suo tempo che castiano in altri sono molto difficili da superare, questo della lingua. Io stanai scrivendo salari mia e poi proso manco inibida, se manco sa lingua da questione, con una buona competenza o finché di sicuro da comprendenti. E scrivendo già da anni su del manco di me, 20, anche da comprendere, da questione, con più spago competenza. E scrivendo più spago di 30 anni, però in questa zona dei noi, questa competenza tanti perde in buona parte. È difficile ragattare uno che vuole dire bene di aderus, e scrivendo poi 20, 15 anni, la generazione più piccola, come in lingua dell'italiano. C'è una castienti di una generazione assatra, c'è di aderus una differenza in competenze che è troppo forte, può pensare che sia adesso una evoluzione fisiologica della lingua. Noi questo è un processo, anche c'è una lingua più forte che sta assorbendo che ha su manco
come vitalità di cosa più debili. È un processo che succede in mera luogo sul mondo, non è che sia succedendo noi vetti, come uno va in Italia, certo dialetto capita di sapere più cosa non tutto, c'è dialetto che si questiona in meda, altro sopra spago, però in lingua pittica de minoria, non va che non tutto sul mondo tenenti uno tempo benitori che lascia da vago speranza, l'80% probabilmente hanno sparito in sul giro dei prossimi 30 o 40 anni. La lingua sarda tenni a un certo punto, da un certo punto di vista, tenni finché come che noi puntello anche da poter aiutare, poi stare riconosciuta in Sardegna come lingua e non come dialetto, tenni finché lei che di andare per aiutare, c'è politica linguistica, però l'orientamento prevalente della gente è questo di seguire non tanti lesi o non tanti si interessano, non è uso identitario in questo senso, cioè di una forza alla regione storica della Sardegna, ma seguire la corrente di su che vai di Italia e si vai portare delle correnti, non è reso dell'acqua che scorre che è posta che si indiproi dei sistemi di comunicazione, punti nazionali e poi internazionali pure, come punti a seconda di Castillo su televisione oppure su web. E in Gunisi, cioè che devo castigare in anti di 20 anni, è probabile che tra 20 anni si cattiva ancora, che è ancora una forma di poesia, però che castigare in anti di 50 anni è difficile. Non tanti, non riesce forse di calare uno che arrenesce a cantare, sa cantare ancora, no, c'è piccolo che da 20 anni si canta bene, tra 50 anni sono anni 70 anni, ma la questione è che questa poesia non è fatta di uno cantatore, questa poesia è fatta di uno cantatore, di un evento anche dove capi peni, di un pubblico che è in grado di collaborare, di ascoltare e di arricchire le emozioni che trasmette questa poesia e di rispondere a suo cantatore, perché un cantatore in pizza sul palco, la prima cosa che fai è cantare a capo di cantare, che è facile di chi ne ascolta, perché che funziona o no, e la reazione è stata riesce a produrre. Dunque, se tu un ecosistema così di questa poesia, che anche una parte è possibile che sia, che ancora chi cosa seguenti a andare come ti puntano di noi, ma non è now, è possibile che questa tendenza cambi, è capitato, non è questa cosa pur probabile, ma non è uno dei impossibili. Dunque, non sono troppo pessimista, però non sono manco sicuro che andi tutto bene e che si cada a andare in avanti come sta andando in modo. Questa cosa posso dire se più ottimista è invece sul fatto che ci sia stata un'attenzione da parte dei studiosi, delle università, che hanno fatto un ragionamento, delle ricerche, delle indagini, produce studi e pubblicato testi e ha regolato vince archivi e dunque di sicuro assomma che s'arrasto di ciò che è capitato, non tutto, però assomma che negli ultimi 150 anni ad avere grado e quindi ad tenere questa curiosità di decidere questa poesia vince tra 200 secoli o 3 secoli ad tenere questa possibilità di intendere voci, dei cantatori che cantano a basso e contra, dei ligi liburetti, dei poeti che si garrantano a su palco a partire dagli ultimi anni del 1800, ma vincono in questi anni, e di comprendere che viene vincere socialmente i meccanismi che hanno guidato questa forma di arte e come tanti funzionano. Ma io spero che alcuni tanto dobbiamo vincere in vita. Insomma. Sono nato capai, sono nato in Signa, insomma, si rola del 1952 e sono nato in uno vicino a uno dei più antichi di Signa, che apparteneva prima a Villa Segostini che era
narius, un nucleo umano che est accorpau a sa bidesia. Panghixedda, questo nome arcano, Panghixedda e Tollinai. Tollinai deriva da Savanga. Savanga è sa macelleria. Pianta prima macellanta e bendianta pure. E sa Panghixedda era una bitica macelleria che viene soprattutto cosa di Savanga, macellanta e bendianta. In questo vicinao, narius che era una specie di centro commerciale di Lorionai, poi dove tutto in Savanghigetta, dove tutti gli artesani, dove su Sobatteri, su Maestevano, su Maestellina, 4 botteghe di generi alimentari e poi una narius, un emporio, una drogheria, polizzeria e vieni, che vendianta ogni cosa papai di ogni razza, carburio, azulletto, vendianta gazzosa, i giornali, a poco noto vendendo vias, taccias, vendianta launis, bommulli, e niente avvezza dei vidas accanto a comprare questa cosa, aveva una bottega enorme, vendianta ogni cosa, vendianta avvezza tutta questa attrezzatura dei dumbi, verros, dei dumbi, vendianta dei dumbi. E ci viene 4 botteghe dei generi alimentari, ci viene sul lattaio, su bravieri, su i bendi a subisci, sorologiai, ci viene tutto. E in plus, è capitato i macellai, i scranazzeris, gli hanno fatto una specie di societario. Poi non macellai bruso un domo un solo, perché gli hanno fatto su divieto. Gli hanno comprato questo domo per aiaio. Gli hanno comprato, gli hanno fatto questa societario e gli hanno fatto su macello questa coronnata. Questa coronnata è un piccolo cecco. E poi questo è durato, macellando in uno, è durato vinto su 60-61, vinto quando su comunesina, noi abbiamo concordato su macello comunale. Poi viene vicinato, questo non lo so ancora, oggi nato sul fiore all'occhietto, vicinato da gente, da streghe e vegno, anche se viene dove pensano cantieri, sempre non sapevano di gente. Ci viene una specie di scuola in cui si imparerà a fare streghe fini, pintare, scrallato, streghe grosso, dove ha conosciuto la mamma, fino a 90 anni ha fatto streghe. La mamma era una delle cose che con tutto questo di vicino che viene a streghe, c'è in tutte le famiglie se si viene a streghe. Ad esempio, se abbiamo una seniesa, non andare a fare se si rivirola, è raro se si viene a se si rivirola, perché non cosa va in dopo. Sono cose vai da pianta o sardine, o ricamatrici, o pianta streghe e vino, ma in tutte le famiglie. E mamma tenia borrocchianos sono i clienti, di Donnara, di Arizzo, poi in 80 diventa possa Marmilla, possa 300 e funziona di aici questo. Ieri sa Marmilla e sa 300 su streghe l'operata su grigo, quindi niente insomma sembrazzo. E pianta saccotti, con i streghe che pianta su questo grigo. Desiderano sa capparra, su voi rubalia pure su contratto dei moi, poi pianta borrocchiano sicuro, su si conoscente da anni. Una diventa 20 grovi, 4 vallini, 10 canisteri, tutto questo grigo, questo in tabelle su. E niente insomma sembra. E niente, prima del messaggio, insomma mese giugno, del mese lampada, di rubicanta, pronto per circuitare a saggirolla quando cominciano a triullare. Invece questo su de Donnara e di Arizzo, dell'acqua, questo è niente dopo Pasca, poi su streghe che si riviera a isso, fiera posta recotta di nuce e castagna, e niente insomma si aprile a fare il contratto, pagando questa capparra, e poi niente, andando a dubicare. Sul mese di Capodanno, una cosa di aici, a fine settembre, la cosa comprare. Prima di questa recotta di sanno ci sarà in questo periodo, non è niente già il sostreggio, comprare, si pianta sul sicuro.
E mamma questo ha fatto 20 serate di 90 anni. Certo, non devo pintare più come te prima, poi il sapore c'ho le vista buona per questa cosa. Ma striscio grosso ha fatto 20 serate. In domo, ad esempio, si guarda tutto un sacco. Tutto. Mamma, ad esempio, che era brava bene sul disegno, il suo voglio protocollo, aveva tutto a tipo punto croce, disegnava a X. Mamma tu disegnava, però non c'era a scrivere lì, sapeva solo, scelti con la prima sua. Viene a parare a pone la prima, ma non c'era né leggere né scrivere. Però tutto questo disegno si dispiarisa, in via Pinzi può trarre gente pure il disegno, avvicinava il disegno. E si graziato sul trabalho, pianta questo trabalho, e ci pianta questo che diventa disco, il disco pianta si forma su caso, poi pastori, poi caseifici, poi mera zeniese su pianta la sa, pianta pastorale, pianta ben di ureve, se non tanto su mera trabalhare nei caseifici. Noi arriva a poesia, è come se sia stato un ubiso, perché? Dopo penso sai, dei 47 anni, non ha scritto mai un motetto. Non c'è mai come ti si scrive, sapere rari. Tutto è cambiato, la sede devi a Rocchetta, devi a Fontanallata, dove 31 anni in sede. E si è spostato, dove sai, io devo lo sede, mi sa Rocchetta, non via Rocchetta. In cui viveva no brevi, a Cantingunis, a 20 metri verso il portone della sede. E abbiamo cambiato questa roba, da sede Beccia a San Noa. E siccome tenia un infermierario questo periodo, è diventato questa parrocchia dove viviamo a macchina. E in solo dei svuotali della sede dove vi era lo stallo di sosta, naviglioso apposta, fatto del suo comune, poi stare questa macchina, quindi piegai a questo periodo. Non ha deciso di accabare a questionare questa lingua, non c'è biennale, ha deciso di accabare a questionare questa lingua, perché è un grande cultore di questa lingua, cantatore, scrittore, ha scritto un libro e tutto. Ed è una che mi piace ad uscire lì, scrivere, a dove dai bene, mi ha piegato subito sa seria questa cosa. No, è bene, a Roma, questa di questionato, hai sfoglie sul vocabolario, questa grammatica. Non c'è mai come esiste questa grammatica. Pensavo sempre che esisteva questo vocabolario. Ma no, non è, piegando di questa cosa e tornando indietro con uno scritto. Ma che di tempo scrivere? Secondo me ti lasci, gente mera dove andare, di questo che scrive, cantatore, che era sempre un piacere di gente, che era non novità a tutto, ma che veniva a certi orari, molto comunicativo con tutti. E questo mi conosceva bene, ma non è scrivere una cosetta, cappuccino, ma non uscita di scrivere. Comunque ti abbatto. Ha scritto i nomi dei spicciocchetti del suo gruppo e del suo lavoro e appena di agosto a rima ad ogni anno. Quando si ci votavo, ma qui si scritto. No, ma come che tu no? Non devi stare a più. Tengo un mese, una vita sono partito. Ha provato noi. Dopo vai una raccolta, non dice nessuno, non ho sentito. Con tutta questa cosa, questione di sua amica. Tengo tante cose che gli ha scritto, a raccomandare pure di altra gente, quindi... Poi mantivo un conca ai suoi, quando si vede questa cosa, vai una raccolta, e poi sono cercando di fare questa raccolta di... Chissà, andare in porto, tutto questa cosa. Allora vedo mi devo comprare questo libro, sotto il buco. Poi di pubblicità l'abbiamo fatta. Questo si candì. Quindi era Subrini, non da nominare. No, non dopo nominare, ma sul nome ne farà. No, e come ti si può collegare con me? No, ma lascia stare, non fa niente. Secondo me ce l'abbiamo. Non abbiamo proprio una chiusura netta. Sarebbe più interessante avere una frase tipo sì, ne è cambiato molto negli anni, però le sue vie ancora raccontano tante storie. Però così. Una frase così ce la dice. Su Zelius del Tifai.
chi santa torra per saprazze crisi? No. No, voi questione adesso dalla Balluro fanno chi sono nella Piazza Iglesia e poi devi stare questa Piazza Iglesia. Oh, ma studiare sta delle camere. Sta delle camere studiare. E te a noi, e te a noi. No, da E vengono. piselli anche di una maniera. No, la no. stessa lingua, questa poesia, fai su viole. Allora, se li usa pizzare lingua. Aspetta, che sta arrivando il Gisela, potrei che... Devo sa, lo so, devi essere in condizioni. Devo mi auguro che questa lingua tanti pennare, poi è penosa a me questa lingua, non si usa ancora come te delle tue portai ad ufficializzare. Sono 50 anni che sto andando di questa lingua nostra, non si usa ancora. Però c'è da portare a summa che a scuola come imparai spicciocchetti, non ha un insomma che deve lavoro imparare, non come ti devi imparare a noi spicciocchetti, ma insomma che deve lavoro gestionare. Poi ti usare bene questa lingua che non ufficializzato da capo che ufficializzare non la conosco, tengo 72 anni. Mi auguro di te conosci.